Allo Stadio Appiani va in scena il primo Memorial Furio Stella per ricordare il mitico giornalista del mattino prematuramente scomparso lo scorso anno. Prima della partita un minuto di silenzio e la consegna della targa alla moglie di Furio Carlotta da parte del presidente del Padova Giuseppe Bergamin e del giornalista Giorgio Borile. Gli organizzatori di questa giornata si affrontano infatti una selezione di giornalisti padovani e dirigenza e staff tecnico del Calcio Padova in quella che è una sorta di rivincita di una partita andata in scena lo scorso 1° maggio. Attenzione ai giornalisti che nei primi minuti vengono avanti, c'è questa anche espulsione di Poliero per fallo su Enea Paglia, poi Davide Dattino non riesce a concretizzare la punizione, Poliero comunque rientrerà dopo 5 minuti, un'espulsione a tempo. Presidente Bergamin gioca sempre di prima, serve così Nadalé che ha spazio per avanzare, non trova nessuno, quindi riesce anche a incunearsi nella difesa della Stampa, poi il tiro è alto. Ancora i giornalisti, il velo di Canello per Copelli che ha spazio per andare sulla sinistra, supera molto velocemente un avversario, il tiro deviato da Zancopè in calcio d'angolo. Ancora Nadalet per il Padova, serve Bergamin, tira alto Marco Bergamin, il figlio del presidente Giuseppe, spettacolare questa rovesciata di Pagliani salvata sulla linea da Malagoli, ma poi la Stampa a venire in avanti con Cortese che serve Canello, forse un po' lungo il lancio, riesce ad arrivarci comunque Dimitri Canello, poi prova il tiro a posizione impossibile e colpisce il palo, si arriva nel secondo tempo, calcio di punizione di Marco Bergamin, traversa piena, il pulesto di tutti è Capovilla che insacca così il vantaggio per il Padova. Rivediamo il calcio di punizione di Bergamin, la traversa, la palla non era già entrata a Capovilla però, ribadisce in rete l'1-0 per il Padova. Prova a reagire subito la Stampa, girandola di cambi come sempre nel secondo tempo, ci prova Miok, alto sopra la traversa la sua conclusione. Guardate qua, molto bella l'azione di Marco Bergamin che scambia con Nadalé, stupendo il suo sinistro che si insacca sotto l'incrocio, molto bello. Questo gol da parte dell'allenatore delle giovanili biancoscudate, Padova che si porta sul 2-0 ma la Stampa subito l'occasione per accorciare le distanze, Volpe il tiro, si stampa sul palo e allora ancora Bergamin ci prova, palo anche per lui, poi para a Carraro. Cristian Miok segna così il 2-1 che rimette in partita la Stampa, beffa Zancopè, molto bello il suo destro da fuori area, bello angolato, 2-1. Quindi c'è ancora partita negli ultimi minuti, i giornalisti vogliono il 2-2, ancora Miok va vicinissimo al pareggio, non succede però più nulla. Finisce quindi 2-1 per il Padova, una partita disputata per onorare un grande cantore delle gesta biancoscudate come Furio Stella.